Una festa speciale al centro Nazareth di Padova, una festa per 7 ultracentenarie. Buongiorno a tutti, buona giornata. Antonietta Marcato ha spento 106 candeline ad aprile, 4 figli, di cui una mancata poco più che dodicenne. Ci racconta di aver visto tutte le guerre. Tutte le guerre mondiali. Avevo il bambino in braccio, mi passava da basso Travis. E il signore sentito ufficiale, non mi ha fatto niente per fortuna. Con lei ci sono Pierina, 103 anni, Elvira e Agnese, 102, Maria Silvana e Alma, 101, Lia e Bruna, 100. Hanno vissuto, hanno sofferto e hanno gioito. Bella i fiori, la nascita dei figli, ti senti un Dio. La famiglia sì. È una bella cosa la famiglia. In molti si chiedono il segreto della loro longevità. Il segreto è andare d'accordo con tutti. Lavorando, camminando tanto e fare vita un pochettino non di festa, meno festa. Stare in campagna, muoversi, mai sedersi. Io penso che sia quello di non stare fermi. Ho fatto tanta bicicletta, tanto piedi, tanta bicicletta. La bicicletta è una cura quasi, perché si sta attenti col cervello dove vai. E più le gambe stanno in movimento. Con l'aiuto di Dio si fa tutto. A salutarle anche il vice sindaco di Padova, Andrea Michalizzi, che ha voluto omaggiare queste concittadine. Tante storie che ancora, come dire, sono cariche di vita e credo che sia un bel segnale, quindi auguri alle nostre centenarie.